No, I'm not a writer. Ah, queste pioggerelline saltuarie sono una benedizione. E adesso andiamo direzione Barcellona, anzi no, facciamo un caffè qua. Oh mister, oh, va bene come bar questo, vediamo dove barizzo oggi. Ah, qua è buono, mezzo strada ma buono, strada buono, mezzo a strada però buono, quindi io dove guardo? Guardo a strada? No? No, allora, il Colle della Maddalena è a 46 km da qui, è dopo Barceloneta o Barceloneta, che per sempre da parlare come il cuoco, quello della sirenetta, quello che sbaruffava col granchio, no? Dove vai anche tu? Bellissimo. Boh, io credo che sosto lì, pinciono un po' col computer, giusto per stare un po' in Francia, perché non voglio tornare in Italia subito, dopo in Italia, cioè in una giornata so già zona base, insomma, volevo stare un po' qua, però appunto il Colle della Maddalena, che appunto dovrebbe essere ripidino un po' come quello che abbiamo fatto, nulla di chissà cosa, però con la pioggia e la strada bagnata volevo magari aspettare un po' che spiovesse, che non lo so, che si asciugasse. On the road again, ta-na-na-na-na-na, con la pioggia again, ta-na-na-na-na-na, guarda che panorami, ci faccio l'origami. Ma che c'entra, Yuri? La rima, oh, dai. Allora avrà un altro camper marzone come il mio, è una ciulata pazzesca, non nel senso che è una fregatura, perché scusa, sarà mica brutto ciulare, no? Quindi è una ciulata nel senso che è bello come una ciulata, no? Cioè proprio, una goduria, ma una goduria, proprio, guarda quanto 40 all'ora, tanto non c'ho nessuno dietro, quindi me la godo così, proprio, arietta fresca, 40 all'ora, e questa è la mia pace dei sensi, con la pioggerellina, bellissimo. Sì, riconfermo, segui il mio consiglio, una volta ti fai la costa, fai la stancata, ma merita, e l'altra ti fai la parte un po' più nord dove passi per il Colle della Maddalena, praticamente non c'è niente, è tutto così, è tutto natura, però cavolo, sei rilassante e scorrevole. Infinita sta strada, il che è una cosa positiva. Qua siamo a Chantemerle, oppure stiamo andando a Chantemerle, che è quel paesinerle che vedo dopo la Courveterre. La Citadelle de la Tour, SEYNE, e da qualche parte ci deve essere, eccola là, il castello ancestrale con la torre. Mi hanno ciulato il castello ancestrale, era qua, eccolo qua, occhio, ecco qua il castello ancestrale, guarda che castello, il castello ancestrale. È carina sta cittadella, perché non ci fermiamo qua? Dai che ci fermiamo qua, dai, catta il parcheggio, catta il parking. Bon, siamo arrivati in questo bel paesino della France, che quasi quasi ti puntino e ti metto anche il parcheggio, che non puoi parcheggiare dalle 4 alle 15 del martedì e venerdì. Lady Anne. Simpatiche anche queste viuzze del centro. Diciamo che anche qui una coppetta tipo la coppa del nonno, 4,50 €, cioè tipico. Nice. Questi sì sono paesini proprio tipici, vedi? Le coiffure, guarda che con le porte in legno, le porte ancestrali, fantastico. Perché mini camper? Perché forte? Autocamp, Renault, figo. Anche questa chiesa è molto faiga, però la Tour non la troviamo. Dov'è la Tour? E vuoi che non andiamo a vederla? Molto bello, anche se volevo trovare la Tour. Fantastic, pensa a questi pareti, chi si sposa
Porco cane, così bella che è la vita. Vabbè dai, cosa vuoi che ti dica? Che t'aggia fa? Oh, c'hanno ciulato il castelletto, le Castel, le Tour de France, o le Tour in France comunque. Non so, io modi. Prima ti a fa vedere, dopo no, non ti a cosa. Allora, il caso di prendere zecche francesi, no, ma basta zai mie. Bonjour madame. Bonjour. La Tour? Château fort? I lost myself. Là. Di qua? Là. Là. Elle est juste là-haut. Ah. Juste devant le château fort. Ah, ok, thank you. Le Tour, ci siamo arrivati. Cacchio, potevo... Vabbè, forse venirci in camper, magari anche no. Mi tiravo 4 di quelle sgommattate qua con questi sassetti. Ok, eccoci alla famosa Tour. Fort Vauban. Te pare a 5 euro per entrare. Wow, ci sono tutte queste specie di incroceti, o questo almeno alle scale, e le case tutte ingrumate così in queste viette. È molto strano, molto bello, molto tipico. Ok John, direi che cosa buona e giusta attaccare le casse. Allora, come vedi io le ho già traforate, adesso devo solo unire i cavi, così ho le casse che erano quelle della Trust del PC col subwoofer che è sotto e via. Intanto sta arrivando un bel temporalone, quindi io ne approfitto per riposarmi un po', per farmi quei lavoretti che ho sempre posposto, tra il quale appunto quello di collegare i cavi qui, no? Poi magari anche andare avanti a montare qualche video che una volta ero indietro di un mese, adesso sono indietro di 2 mesi se tutto va bene. La mia stanzetta dei giochi, porca miseria. Quanto l'ho sognata sta roba qua, il super furgone col computer e tutte le cose, mamma mia. Alla fine 4500 bomboloni, se capisci? Sì, dopo ti ho speso altrettanti per rimetterlo come voglio io, però insomma dai, è una figata unica. In più ti permette anche di fare, hai visto, delle ferie fantastiche. Vai te a mangiare fuori, a soggiornare in tutti i posti che sono stato, porca miseria, veramente minimo 1000 euro ci andavano via, perché di quei prezzi assurdi, i ristoranti, gli alberghi, i parcheggi, tutto quanto. Qua alla fine vabbè, ho dovuto andare in campeggio, però alla fine neanche 18 euro, 15 euro a notte ho pagato, quindi buono. Oh, e coglierei l'occasione, verrà la puntura della zecca, è praticamente andata via del tutto. Cioè, ringrazio l'amica che mi ha consigliato l'Ittiolo, un barattolino da 4 euro, non ne ho consumato neanche un quinto, e serve per queste cose qui, per i brufoli, per tante altre cosine, una cosa completamente naturale. Però devo dire anche l'acqua del mare, cioè l'acqua del mare ha fatto altrettanto. Cioè 50% l'Ittiolo e 50% l'acqua del mare, Ah beh, aspetta, mica quello è il punto. Il punto è che ti ricordi centinaia e centinaia di euro, visite in ospedale di qua e di là, e alla fine, cioè io avrei l'operazione per asportarle sta roba qua, cioè dovrebbero tagliarmi via un bel pezzo di carne, hanno detto dopo resti, come si dice, in degenza per un bel periodo. E porca puttana, guarda te con una cremina del cacchio, Cioè guarda te che sistema sanitario veramente fallimentare che abbiamo, è una cosa indescrivibile, è solo una macchina da soldi e basta. Testa. Allora ci attacchiamo il cavo audio al Scarface, che sarebbe il Surface. Me l'hanno rubato, ah no è qua. Poi accendo l'inverter, tac. Allora, accendo la ciabatta, a me serve l'hard disk video, non mi serve più spegni, mi serve il sub, e sarebbe l'impianto audio. Apriamo un video. Musica! Qua va!
Qua no, adesso vediamo perché. E questo è Col de l'Arche o Col de l'Arche o Col de l'Arche, diciamo che la terza è buona, il Col de l'Arche non va, probabilmente. Spegni tutto, probabilmente c'è questo cavo pizzicato qua. Io posso provare un attimino a vedere se è per quel motivo lì. Ok, il problema sostanzialmente sta negli spinotti attaccati al subwoofer, e smuovendoli un po' funziona. Credo ci si possa far poco. Adesso vedo un attimo, scendo al piano di sotto dove c'è il subwoofer e vedo cosa si può fare. Formidabile, suona da Dio adesso. Bello l'effetto. Beh, c'è un'acustica dentro al camper che il sub proprio vanno cattive ste robe. Bene, intanto così, ed è molto più che sufficiente. Poi se un giorno salta fuori una mega occasione o in regalo 2 casse leggermente meglio di queste o comunque meglio di queste, le cambio, e un attimo sono 2 cavetti. Ora si sono messi anche altri camperisti. Prima c'erano dei ragazzi con furgonato, adesso 2 signori col camper in questo simpatico paesino che è quello che avevi visto prima, no? Che siamo andati sopra nel castello lì, la Rocca, e abbiamo detto sì dai, stiamo un po' in Francia, se no passa subito tutto quanto, no? Provato a vedere col mio super antennone con la prolunga USB a vedere se c'era del wifi da scroccare, ma le password che ho trovato non funzionano, quindi niente.